Cari telespettatori, rieccoci insieme. Noi spesso affrontiamo i temi legati al mondo dell'agricoltura, che è il settore primario per la nostra economia, molto delicato, in diverse difficoltà. L'abbiamo più volte visto dal punto di vista di chi ci lavora, quindi degli agricoltori, delle associazioni di categoria, e ogni tanto riusciamo ad interpellare e a trarre a noi anche l'assessore regionale, quindi la regione, che ha un ruolo molto importante e anche strategico e mediatore con poi le decisioni governative centrali. L'assessore Giuseppe Panna, assessore all'agricoltura Regione del Veneto, ben ritornato qui con noi, collegato dal suo ufficio. Grazie Elena e saluto a tutti i telespettatori di TV7. Grazie mille Assessore. Allora, in virtù della sua presenza approfittiamo per fare il punto su alcune questioni. Allora, innanzitutto, a seguito di questa pandemia, cosa è successo al settore agricoltura per quel che la vede dal suo angolo prospettico, con le molte istanze che ha avuto anche dalle associazioni di categoria? Intanto sono passati quasi 3 mesi da questo profondo lockdown e se è emerso qualcosa per quanto riguarda l'agricoltura, perché dobbiamo dirlo a tutti i telespettatori, l'agricoltura non si è mai fermata, quindi Eccola, infatti è ha vero. fatto il suo lavoro imperterrita, perché poi abbiamo scoperto tutti, restando a casa, soprattutto le massaie, le signore che hanno ritirato fuori le ricette della mamma, della nonna, si sono fatte la pasta in casa, il pane, e altre i maschietti hanno riscoperto come si coltiva l'orto, eccetera. Abbiamo visto comunque una riscoperta del settore primario e abbiamo scoperto soprattutto, noi lo dicevamo già da molto tempo, che questo settore è diventato strategico per questa nazione. Quindi avere un settore primario che funziona bene quando i confini magari con le altre nazioni sono chiusi, quando i confini regionali sono chiusi, quindi quando dobbiamo noi portare le derrate alimentari alla popolazione, quindi alimentare la nostra gente, possiamo solo ringraziare tutti quegli agricoltori, tutti quegli allevatori, tutti quei pescatori, tutti quelli operai che hanno lavorato nell'industria agroalimentare, che hanno rifornito la grande distribuzione in questo momento di grande chiusura tutti in casa delle nostre famiglie. Quindi noi non siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Le nostre 65.000 imprese del nostro Veneto hanno rifornito la grande distribuzione, hanno rifornito i mercati ortofrutticoli. A nessuno è mancato il cibo in casa, mi pare, perché diciamo, non c'è stato l'assalto inizialmente dei supermercati, ma poi tutto è arrivato. E bisogna dire un'altra cosa che ho detto anche stamattina parlando con alcuni agricoltori, che abbiamo scoperto che non è certo l'agricoltura che inquina il nostro ambiente, e abbiamo visto i pesci, le acque pure, abbiamo visto l'aria pulita, abbiamo visto gli animali che arrivano nelle pianure, eccetera, e soprattutto abbiamo scoperto che l'agricoltura, pur tacciata di tante proprio ultimamente problematiche legate all'inquinamento, non è certo il settore che inquina, anzi fornisce cibo, fornisce lavoro. Tra l'altro c'è stata anche una riscoperta da parte di qualcuno dei nostri disoccupati in questo momento, stagionali, del turismo o di altri settori che non potevano accedere al mondo del lavoro, una riscoperta del lavoro sui campi. Quindi da questo punto di vista è stato positivo. C'è stata invece anche, purtroppo, ci sono state anche delle note molto negative in alcuni comparti, alcune filiere, in particolare quelle legate alla ristorazione, che era chiusa, l'hotel, l'oreca, quindi il catering, anche tutte le mense, eccetera, anche una riduzione purtroppo di alcuni consumi che si stanno ripercuotendo proprio in questi giorni. Posso darti dei dati che alcune filiere legate soprattutto al fresco, quindi i formaggi freschi, la frutta e la verdura fresca, il vino adesso hanno avuto dei cali anche del 30-40%, 50%. Addirittura 30-40%, sono numeri pazzeschi. Ti faccio solo l'esempio anche del mondo della pesca, che fa parte delle mie deleghe, le cozze, le vongole, cioè state completamente bloccate nei frigoriferi, perché naturalmente è il pesce, perché gran parte di queste derrate si sono fermate, quindi abbiamo avuto questi grandi problemi. Poi in un momento di spesa
collettiva anche un po' compulsiva e di paura, le massaie hanno preso prodotti a lunga conservazione rispetto ai freschi, quindi per non andare più volte ai supermercati, perché magari tanti avevano l'abitudine da tutti i giorni a fare la spesa e a prendersi il prodotto fresco, quindi le mozzarelle perché le pizze non si fanno più, i formaggi freschi, la verdura fresca è data in grande sofferenza, quindi. E poi gli agriturismi, i nostri 1500 agriturismi del Veneto completamente chiusi, solo qui quasi una perdita di 700-800 milioni in questo periodo. Credo Quindi, ci sono diverse questioni che lei ha tirato fuori. La voglio interrompere perché così le segmentiamo bene e le facciamo comprendere. La prima questione, cui lei ha accennato, che è interessante spiegare ai nostri telespettatori. Abbiamo una grande produzione agricola locale, però c'è stato un momento in cui, per esempio, la farina sembrava mancasse, gli approvvigionamenti locali sembravano facessero fronte alla domanda interna, confini chiusi, difficoltà di trasporto merci, eccetera. E grande... questo, sì. Diciamo che la logistica ha avuto un momento di stasi, perché poi naturalmente le farine a un certo punto sono sparite dai banchi del supermercato, ma non perché mancassero diciamo, i granai pieni. Il problema era proprio la trasformazione, perché immagini che tanti operai non andavano più a lavorare nei mulini, altri magari, esempio nella macellazione, si dovevano fare i turni di macellazione perché naturalmente le distanze dovute al lavoro sicuro e alla sanità non permettevano i ritmi, esempio di macellazione dei suini o dei bovini come normalmente noi abbiamo. Quindi c'è stato più un problema appunto di questo tipo e di logistica che più che altro che di scorte. Questo è assolutamente quello che è successo. Ma poi anche il problema degli approvvigionamenti da altre regioni e dei trasporti, che chiaramente è stato un momento di panico collettivo. Vi ricordo che abbiamo vissuto soprattutto nel mese di marzo e fino a metà aprile, quindi ci sono state queste ripercussioni. Certo, lei diceva per esempio la pesca, un tanto pescato che però non poteva essere venduto perché mancava la domanda, però sui banchi degli alimentari le persone hanno trovato un prodotto proprio di pesca caro, molto caro, e il pesce locale assente, magari invece l'orata dalla Grecia c'era o prodotti da altre parti del mondo, ma non prodotto nostrano che sembrava assente o a prezzi elevati. Perché questo? Questo è successo perché poi c'è stato il fermo pesca, noi c'è stato un fermo pesca obbligatorio dovuto appunto a capire quali fossero le norme di sicurezza per gli operatori sulla barca. Una barca da pesca normale ha dai 5-10 dipendenti su un ambiente ristretto, quindi col Covid in piena azione bisognava capire quanti potevano, con quale sistema, che distanze mantenere, non è stato semplice. Poi naturalmente questo si è un po' dipanato, quindi quello che è stato trovato erano prodotti comunque che erano prodotti da allevamento e quindi più tranquillamente lavorabili rispetto a quelli di mare, e naturalmente che dove erano riforniti le nostre imprese di trasformazione, quindi dove c'erano già immagazzinati, magari surgelati e pronti a essere venduti. Quindi c'è stato un blocco soprattutto della pesca fresca, diciamo quella che arriva ai ristoranti dalla sera alla mattina. Noi, mercati ittici, poi hanno continuato comunque le loro operazioni, prima pian pianino, adesso ormai sono quasi a regime, quindi c'è stato anche questo problema naturalmente. Ecco, uno dei mercati più importanti d'Italia è quello di Chioggia, tra l'altro in Veneto. Di pesca si parla poco, però è un settore strategico molto importante anche nella nostra regione. Che cosa è prevedibile, visto che tanto è del fatto della distribuzione relativa ai ristoranti, agriturismi e quant'altro, molto va anche in Lombardia, a Milano, dove appunto si deve riavviare tutta questa attività. C'è rischio per il settore? Abbiamo avuto segnali di malessere da parte degli addetti ai lavori. Magari pochi sanno, e poi magari ritorniamo all'agricoltura, ma che la pesca e la marineria veneta è la più importante d'Italia, è la prima d'Italia per la stazza e per, diciamo, tanti tipi di pesca differenti. Noi abbiamo la pesca d'altura, la pesca a strascico, la pesca al pesce azzurro, fino all'acquacoltura e agli allevamenti. Noi siamo i primi produttori di cozze certificate, anche di ostriche, magari qualcuno non lo sa, ma anche comunque di mitili, in particolare del Bon, abbiamo la prima flottiglia italiana. E quindi
tutto questo pescato generalmente, soprattutto quello fresco, andava a servizio della ristorazione, soprattutto la ristorazione, e ricordo che il primo mercato come hai ricordato tu Elena, è proprio quello di Milano. Milano era il centro ittico d'Italia, perché oltre che arrivare il nostro pesce arriva anche dagli aeroporti, da tutto il mondo arriva gran parte. Il mercato ittico più grande d'Italia è proprio quello di Milano, che non ha un metro di mare, la Lombardia, ecco. Quindi, perché naturalmente da lì c'è tutta la ristorazione del nord Italia, che attualmente è anche quella di un certo tipo, quindi di una certa anche, chiamiamola così, qualità, che si affaccia. E quindi sicuramente è stato questo blocco, con la chiusura attualmente sia dei ristoranti, ma anche e soprattutto poi dei confini regionali, e la messa in sicurezza anche delle barche, eccetera. Quindi questo panico che c'è stato ha completamente messo in ginocchio il settore. Noi adesso ci stiamo un po' pian pianino riprendendo, però non è finita, cioè, anche perché adesso abbiamo riaperto i ristoranti, però non vedo sta ressa di gente che vada a mangiare il pesce alla sera, ecco. Non c'è questa angoscia. Tutta una serie di evoluzioni man mano che i dati sanitari ci daranno la speranza di poter andare a mangiare al ristorante tutti tranquilli. Però è chiaro che tutto questo continuerà, secondo me, anche durante tutto quest'anno sicuramente. Assolutamente. Pesce nostrano quindi adesso è ben conservato, congelato, quindi pronto a essere consumato più avanti. Ma adesso, dopo la pubblicità, Assessore, parliamo anche dei prodotti dell'agricoltura del nostro territorio, made in Veneto sostanzialmente, a chilometro zero. Questo è un altro aspetto a cui tengono molto gli agricoltori, ma anche i consumatori. Ci vediamo tra pochissimi secondi.